Adesso parliamo con un ospite, abbiamo il piacere di avere con noi Raffaele Padrone del sindacato FSP di Polizia di Stato di Pordenone, a cui diamo il buon anno e anche il ben ritrovato. Buonasera Padrone. Grazie a lei, buona continuazione anche ai telespettatori. Allora, approfitto della sua presenza per parlare di un tema di stretta attualità. Ieri abbiamo annunciato anche con un servizio sul nostro telegiornale dell'installazione prevista entro 2 mesi sulla Cimpello Sequas dei tutor per cercare di limitare gli incidenti, cercare ovviamente di limitare anche la velocità su questo tratto di strada dove c'è stato un incidente mortale pochi giorni fa in cui hanno perso la vita 3 persone. E proprio sono le parole del prefetto Natalino Domenico Manno che ieri ha annunciato questa decisione, ovviamente insieme anche alla Regione che dovrà farsi carico della spesa. Dalla sua esperienza, secondo lei questa è una buona scelta o ci sono comunque dei rischi o comunque potrebbe avere ancora comunque dei problemi questa strada che, lo ricordiamo, è una strada dove si corre molto? Beh, innanzitutto ringrazio il signor Prefetto perché ha cominciato con un'iniziativa importante, quella di cercare di limitare o quantomeno di creare un po' di timore a percorrere quella strada nelle velocità in cui per questioni chiaramente di visibilità, perché è una strada molto grande, a evitare di portare le autovetture a quella velocità e soprattutto, come è successo in questo caso, nei sorpassi azzardati. Però io ho un dubbio nella risoluzione del problema e poi vi dico qual è il mio parere, cioè nel senso cosa farei io. Il problema è che se noi mettiamo un tutor che parte da Pordenone e un altro finale, perché ormai i tutor ci danno la media, no? Oltre a dirci quanto passi sotto il primo tutor, il secondo ci dà la media. Se la media supera il limite dei 90 km orari, scatta la contravvenzione e la perdita dei punti della patente. Io, se questa è l'intenzione, non la vedo come una soluzione risolutiva, se non quella, insomma, di usare un ottimo deterrente. Perché? Perché abbiamo due uscite, cioè non abbiamo un'entrata e un'uscita, e purtroppo lì ci sono delle altre uscite. Noi non sappiamo dove succedono gli incidenti, tant'è che questo è successo all'inizio delle porte di Pordenone e alla fine di quella di Sequals. Quindi se noi abbiamo un tutor a ogni uscita, cosa c'è, Dignano, San Giorgio della Richinvelda, qualcosa, ci sono altre 2 o 3 uscite, se mettiamo un tutor a ogni uscita mi può star bene e può essere risolutivo, sempre con l'attivazione costante H24, perché se l'accendiamo quando si vuole, sicuramente qualcuno la fa franca. Però, ripeto, ci sono troppe uscite. Allora, se il tutor di uscita viene messo, ripeto, ad ogni svincolo, va benissimo, perché se no non trova il tempo che trova, cioè punirebbe poi solamente quello che fa Pordenone se quasi. Io sono più dell'idea che quella strada, perché è la strada ormai dei morti, quella è la strada della morte, quella sembra la strada che va, lo stradone di Lignano Sabbiadoro dalla Tisana in su. Sono moltissimi operai anche che la frequentano, la Cioè, percorrono è uno quotidianamente. stradone in cui va risolto il problema. Secondo me l'unica alternativa, quantomeno per una tipologia, perché poi incidenti no, non siamo qui, ma una tipologia di incidente uguale a quella che si è creata l'altro giorno, è quella di formarla in superstrada. Cosa significa? Guardrail che parte da Pordenone e finisce a Sequals. Quindi non ci può essere un'invasione di strada, non ci può essere il frontale, ci potrà essere forse qualche deficiente che taglia la strada in autostrada o qualcuno che per qualsiasi motivo prende l'autostrada all'incontrario, per l'amor di Dio, ma una superstrada senza pagamento, ma un guardrail che parte da Pordenone e arriva a Sequals. Questo potrebbe essere una delle soluzioni, ovvero con Velox, se vogliamo, ma una soluzione fondamentale secondo me è quella, perché ci sono troppe uscite.
che è anche una delle proposte, mi la interrompo, che ha fatto appunto in questi giorni l'assessore regionale competente Cristina Mirante, che ha proprio parlato ovviamente dei tutor, che sono probabilmente più efficaci in questo caso degli autovelox, ma poi ha proprio aggiunto che ci sono altre idee e soluzioni allo studio, proprio questa è una delle varie ipotesi, perché limiterebbe probabilmente appunto il fatto dei sorpassi pericolosi e impedirebbe ovviamente gli scavallamenti. Beh, ben venga, un plauso all'Almirante che ha fatto questa decisione, ha fatto questa pensata, ma si facesse perché è più facile, chiaro, più veloce forse al momento installare il tutor, però se vogliamo risolvere il problema non è, ecco, sono contento che qualcun altro la pensa come me. Poi risolvere il problema in modo definitivo sappiamo che è E quasi beh, un'utopia, perché in questo caso utopia, parliamo di velocità, probabilmente in quindi questo caso parliamo di velocità, ma di un sorpasso effettuato dall'autista dell'ambulanza della Croce Rossa di Maniago, che probabilmente per la fretta o per qualche motivo ha cercato di sorpassare il SUV che la precedeva, non è riuscita a chiudere il sorpasso, c'era la linea continua ovviamente sull'asfalto ed è stata poi centrata dall'auto articolato che proveniva nel senso opposto, di cui si sa anche oggi che c'è stata una frenata di oltre 10 metri dell'auto articolato, ma non ha potuto evitarla ovviamente ed è finita ovviamente in una tragedia veramente immane con 3 persone a perdere la vita. Quindi secondo lei comunque il fatto dei tutor sono più efficaci in questo caso degli autovelox perché prendono un tratto di strada più lungo ovviamente e la gente non può ritrovarli su Google Maps come spesso si sì, fa per evitare le multe, diciamolo. esatto. Invece in questo caso uno deve mantenere una certa velocità. Sì, cioè il tutor, ripeto, va benissimo, ma va benissimo dove, lo vediamo in autostrada, dove ci sono delle uscite, perché poi nell'autostrada c'è lo stesso. Allora, se lo mettiamo all'interno delle uscite, chiaramente la media viene fatta anche lì, va benissimo. È sicuramente più veloce dell'installazione di un guardrail che arrivi a sequaz, però se vogliamo evitare una tipologia di incidente, fatalità, credo che su quella strada, se andiamo a analizzare la tipologia di incidenti, ahimè c'è sempre il frontale. Quindi l'Almirante ha fatto bene a pensarla e io non ho detto una fesseria. Grazie ancora Grazie a voi. del suo contributo e del suo prezioso intervento a Raffaele Padrone. Buonasera. Grazie a voi, grazie ai telespettatori e ancora un buon proseguo per il 2024. Certo che per queste famiglie credo proprio che il 2024 non sia iniziato bene. E parliamo ancora di incidenti stradali, un incidente stradale che ha coinvolto un automobilista si è verificato questa mattina intorno alle 5 nella frazione di Morsano di Strada lungo via Aquileia nel territorio comunale di Castions di Strada.